300 pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibile. Oggi siamo qui a protestare, siamo qui per esprimere il nostro dissenso alle modalità di attuazione delle politiche d'austerity. Quindi l'offerta formativa non sarà più imparziale, sarà legata all'ideologia del privato che deciderà di finanziare e di sostenere le attività di una scuola. No, se non investiamo nella scuola, nel diritto allo studio, cresceranno delle generazioni inconsapevoli, non informate, non stanno spendendo i soldi per ricostruirle. Chi ha il compito di effettuare una manutenzione sulle scuole è la provincia. Tutti devono essere uguali, bianchi, neri, ispanici, francesi, africani, statunitensi. Un uomo ci ha detto andate a lavorare. Va bene, noi rispondiamo che in Italia c'è una disoccupazione che è al 35%. Le case editrici sono loro a darci questi costi tremendi che vanno a gravare sulle nostre famiglie, su di noi. Sì, nel 2009 l'allora governo aveva promesso di abbassare il costo dei libri. Bene, finora è aumentato e le stime dicono che quest'anno è aumentato ancora di 80 euro, quindi un applauso a chi ci ha preso in giro. Siete in realtà la punta di diamante di questo movimento. Allora è ora di dire basta ai tagli alla scuola pubblica, avanti con questa iniziativa, avanti con le autogestioni, avanti con tutto quello che state facendo. Avete bisogno di docenti bravi, colti e motivati, muoversi in maniera giusta e corretta, perché dobbiamo avere anche le famiglie con noi. Chi spazza i cortili, chi ruba, chi lotta, chi ha fatto la spia.